Questo programma è realizzato in collaborazione con Pallavolo Zafferana. Scuola di pallavolo Rumi, a Catania e Gravina, corsi di pallavolo a partire dai 6 anni, attività motoria di base, corsi di preagonistica e agonistica. Scuola di pallavolo Rumi, 45 anni di storia, ma sempre la stessa attenzione ai più piccoli. Per informazioni contattaci su WhatsApp o telefona al 346 6976 900. Buongiorno, buon sabato a tutti. Di nuovo sabato, io non lo so come passa il tempo, era sabato poco fa, sabato scorso, invece già siamo all'altro sabato, è pazzesco il tempo. Le nostre vite sono troppo rapido. Iniziamo subito, sapete che parleremo ovviamente di pallavolo, ma presentiamo prima il nostro ospite, come sempre lo presenta mia sorella. Posso finalmente non dire il presidentissimo, visto che ogni volta presenta il presidentissimo. Esatto, stavolta non è niente, ogni volta c'è un presidente di pallavolo e io ogni volta no, dico io presidentissimo. Molto meno, diciamo. Abbiamo Filippo Brazzaventi. I superlativi non sono adatti. Attorissimo, no, non si dice attorissimo. Allora, grande amico nostro. Ecco, ecco, in questo caso possiamo. Grandissimo. Ecco, l'abbiamo trovato. Amico nostro che ha avuto un passato da pallavolista. Anche. Brevissimo. Breve ma intenso e meraviglioso. E che ci ha segnato per la vita, e ora ci siamo ritrovati dopo un po' di anni. Un tot. E ora lui è un grandissimo attore che oggi ci farà compagnia e ci porterà al di fuori un po' del mondo della pallavolo. Sì, perché abbiamo deciso di spaziare un pochettino, nel senso di non fossilizzarci sempre sotto la nostra rete, e quindi quale migliore occasione per parlare di altro se non con Filippo. Però ovviamente diamo spazio subito alle notizie più importanti. Intanto abbiamo un nuovo giocatore da Farmitalia Saturnia. È arrivato questo giovane esperto, giovane per nei confronti nostri, un giovane, Jacopo Massari, è il nuovo acquisto della Saturnia. Ha giocato 2 anni in Bulgaria, però ha un passato insomma anche italiano molto importante, perché ha giocato nella Lube, ha giocato a Modena, è stato anche in nazionale, e quindi speriamo così che la Farmitalia possa sostituire al meglio il povero infortunato che è stato operato tra l'altro al crociato, insomma tutto quanto quello che si è rotto poverino nel ginocchio, dal professor Mariani a Roma, e quindi adesso penserà alla sua riabilitazione. Come notizie così a margine c'è la storiaccia, la storia questa di Davide Saitta, insomma non sappiamo bene com'è stata la questione di Davide Saitta, il palleggiatore di Cisterna, catanese peraltro, che diciamo che c'è stato un 3 oro, sì. Cioè ci sei, non ci sei, non ci sei dall'oggi al domani è stato messo da parte, è andato lì Baranovic, un fortissimo palleggiatore, però la dinamica di questa situazione non l'abbiamo capita bene, ci riserviamo di avere notizie più dettagliate. Comunque Davide ha trovato in ogni caso una pronta sistemazione ed già si trova a Katowice in Polonia, dove ha fatto già l'esordio in prima partita, una squadra che aveva perso tutte le partite, è entrato lui e ha vinto, quindi meglio di così non poteva andare. Vuoi interloquire? Vuoi dire qualcosa tu? Ma il problema è che se io parlo dico
cose pesanti. Dici cose Intanto pesanti. c'ho una sorpresina per te che ce l'ho qui in tasca, che l'ho portata, ora non la troverò. Questa non la so. Questa non la sai. No. Esatto, io ho portato una stupenda clessidra. No. Perché siccome tu dici che io parlo troppo, tu parli meno, quindi ora io ti piazzo la clessidra. sul faccio così, la tavolino. tengo io la clessidra. Che dura- Ogni tanto la forrio. Esatto, dura 3 minuti e questo è un mio regalo per te. Perfetto, Così ma i 3 tu minuti sai. sono tuoi però. No, ci sono 3 minuti, la clessidra è 3 minuti, uno lo sa che ha 3 minuti, quindi ora diamo 3 minuti questa cosa ti crea Queste ansia. pressioni, io devo andare così tranquilla. Ah, no, tranquilla. non posso. Vabbè, allora parlo con Filippo. Parla 3 minuti con Filippo. Di più. Allora, Filippo, 40 anni di... no, tu. 40 anni di carriera attore. Hai fatto tutto, teatro, televisione, cinema, radio. Credo anche qualcosina di più di 40 anni. Io ho perché... visto 1983. quindi sono 40. Sono proprio Sono 40, più formata di 40. te. Questa volta ho studiato. 40, gennaio 83. Quindi Gennaio hai 80. spaziato. Ma com'è nata questa cosa? Cioè tu avevi già una passione da A 5 piccolo? Era una cosa che tu avresti voluto fare? Sono preparatissima. Ah, sì? Io ho cominciato prestissimo, Io faccio domande perché non lo ma so. per puro caso, probabilmente facevo la prima elementare, proprio, in una scuola di preti, sapete che fanno ogni anno, c'è il teatro, le cose, e c'era questa apertura di questa serata, o forse era un pomeriggio, non lo ricordo, e quindi all'apertura bisognava fare la classica lettera al padre rettore. E non lo so perché, o perché ero più sciolto, leggevo meglio, o forse perché ero piduzzo, non lo so perché hanno scelto me, però quindi io, piccolo così, in un teatro grande era quello lì, e da lì in poi Ma questa era cosa... lì su un palco, quindi Su un palco, e da lì in poi ogni anno si pubblico. faceva qualche cosa, ma sai, erano delle cose che non è che pensavo che potesse essere la mia vita, non mi sembrava una cosa non fattibile. Poi ho fatto altro, ho fatto l'ISEF, ma proprio l'ultimo anno dell'ISEF ho conosciuto una ragazza che aveva fatto la scuola del Teatro Stabile di Catania, e mi disse: ma perché non la fai anche tu? E dissi: ma veramente si può fare? Allora non c'erano internet, cosa, andai negli uffici, presi sto modulo, e insieme a 2 miei amici ci siamo iscritti, siamo preparati. E da lì è andato. E da lì poi ho dovuto fare questa scelta, man mano che ho finito l'ISEF con difficoltà incredibili, perché Ma non ti piaceva forse neanche tanto? No, mi piaceva moltissimo. È stato una cosa, non è stato facilissimo, perché poi giocavo in una squadretta, ma giocavo, quindi io la mattina c'erano le lezioni, campo scuola, piscina, cose. Perché c'è la frequenza obbligatoria. Esatto, poi c'erano le lezioni. Io il pomeriggio cominciavo ad avere lezione di teatro, la sera mi allenavo, la domenica c'avevo partita, insomma era veramente una cosa, dovevo scegliere. E proprio quando, nel mio momento forse migliore di giocatore, forse perché sapevo ormai che non avrei continuato e quindi ero rilassato, giocavo per quello che era il mio livello anche abbastanza bene, finché ho detto: scusate, non ce la faccio più, non posso. Ma che ruolo avevi? Cos'è? Schiacciatore, centrale, palleggiatore? Adesso non so, mi ricordo. adesso non mi ricordo più, adesso non so dirvi più qual era forse adesso questo ruolo non esiste più, ma diciamo che giocavo fuori mano, ecco, opposto, si diceva. Ma questo. io ora, sempre nella memoria, che già ho fatto un paio di gaffe che non mi ricordo. Ma nel 1979 tu e quel pazzo di tuo cugino con la Vespa non siete venuti a Mondello a vedere il torneo? Noi siamo venuti a Mondello, mi ricordo ancora. Pazzesco. Mi ricordo tutto. Io non mi ricordo. È stata. No, siete venuti è stato bello, perché insomma io. Con la Vespa. Ma me lo ricordo che poi il ritorno è caduto, sei successo. Certo, io nella Vespa di Gianni Sperlinga, e Valerio Longo, esatto, che era il mio fidanzato di allora. Che eravate con la nazionale, con la nazionale, no? Nel 79 sì. E al ritorno, proprio il 15 di agosto, Sì, la Vespa ha scoppiato e
abbiamo pattinato, io sopra quel povero Gianni che si è massacrato. Guarda, io ero in macchina che guidavo e a un certo punto loro erano dietro e a un certo punto forse io ero rallentato. No, tu eri in moto. Io ero in moto con Valerio. Sì. Ah, forse ero in moto con Valerio. Li ho visti proprio così scivolare di lato, che si sono massacrati sull'asfalto. È stata una cosa, non ci siamo rotti niente, ma grattugiati sì. Grattugiati sì. Grattugiati Eravamo sì. ragazzi, ti immagini? Ma in altri posti siamo andati con Valerio a seguirli. Sì, veramente. Io devo dire che sono stati degli anni molto belli, di scoperta, perché io questo sport lo conoscevo pochissimo. E invece quella foto ci ricorda lì in fondo di Acitrezza. Acitrezza, diciamo, è il punto di partenza, il mare e l'estate. Ma chissà come ci siamo conosciuti, eravamo al Galatea. Esatto. No, non è che dobbiamo Sì, no, vabbè, E poi io mi sono assolutamente innamorato, oltre che di voi, ma della pallavolo, ed è stato molto importante per il mio lavoro alla fine, perché è un lavoro di squadra. È un lavoro di squadra per molti aspetti, insomma, te lo ritrovi lì in teatro. Sì, e per cui c'è come in palcoscenico, tu devi fare la tua parte, ma devi anche essere attento agli altri, perché qualsiasi cosa tu devi essere pronto a sbrogliare probabilmente io ora non ne capisco niente, però ovviamente è diverso dal cinema, perché il cinema registri, ti fermi, rifai. Teatro devi andare no, giù, teatro non puoi sbagliare, non puoi. Non si può dire un attimo la rifaccio, non mi è venuta benissimo. No, si va avanti. È come la pallavolo, non è che puoi dire aspetta, ferma la Si palla. si deve andare avanti. Non puoi. Torniamo un attimo. Sì. Aspetta, ci sono gli ultimi granelli, poi vai. Sì, già erano finiti i granelli dei 3 minuti. Comunque ritorniamo alla pallavolo, che comunque è il filo conduttore della nostra, non solo della nostra vita, ma anche della trasmissione. Un accenno lo facciamo alla giornata, ai risultati della giornata precedente. Come previsto, la trasferta della Saturnia è stata molto, molto complicata, perché erano, sto guardando qua, a Trento, erano a Trento. No, perché io di solito la metto al primo posto, invece stranamente l'ho messa dopo, quindi non la trovavo. Trento-Catania ovviamente 3-0, parziali purtroppo molto, molto bassi, 15, 17, 18. Diciamo che la nostra squadra etnea non è riuscita a contrastare neanche. Vuoi dire qualcosa su questo? Se non disturbo. No, però io ora dico che la gente si lamenti perché la Saturnia perde 3-0 a Trentino, mi sembra veramente offensivo nel riguardo di tutto cioè significa non capire nulla di pallavolo, che non puoi pensare che vai a Trentino o a Trento, insomma, a giocare contro uno squadrone corazzato. Vabbè, ma non hanno lottato, loro devono usare queste partite per allenamento e concentrarsi assolutamente sulle partite con le pari grado o quasi o giù di lì. Esatto, sono d'accordo. Cioè la critica, vabbè, ma comunque si sa ormai con Facebook, Instagram e quant'altro, tutti si sentono grandi allenatori e sono pronti lì a dare battaglia quando non è assolutamente il caso. Quindi sono d'accordo con te che non è il caso. Ogni tanto siamo d'accordo, ogni tanto. Poi altri risultati: Perugia vince nettamente a Verona, fortunatamente, quindi ci mantiene bassi questi nostri avversari diretti. Al solito c'è il solito Plodinski che sta facendo un campionato spettacolare. Perché ancora non gioca Leon, rimane ancora continua non sta giocando Leon. Partitona invece Monza-Piacenza, perché è stato un 3-2, quinto successo stagionale, terzo posto, che io non devo leggere, io sono capace di parlare, appena leggo incespico, quindi non leggere queste cose, lo devo chiedere a Lumi, a Filippo, non devo leggere. Civitanova-Taranto 3-2, abbiamo rischiato un'altra volta che Taranto facesse il colpaccio. Taranto tu non parlare più di Taranto, devi fare come Fiorello, gli devi dire, devi augurare a Taranto, esatto. Ma io non ho il potere di Fiorello, vabbè, ne abbiamo. Forse ce l'ho al contrario, perché quanto pare tu non ne parlare più. Taranto fa 3-2, fortunatamente, non lo dico, fortunatamente non è riuscito a vincere.
Milano batte Padova 3-0 e poi Cisterna finalmente perde in casa col Moda. Cioè, ma tu non puoi, secondo me, commentare, cioè uno che dà i risultati, giusto? Che vuol dire finalmente, meno male, doveva perdere. No, perché c'è scritto finalmente, quindi lo devo dire, capisci? No, il discorso è che noi non siamo giornalisti. Se io fossi giornalista dovrei essere super partes. Io sono un'appassionata di pallavolo. Un ex pallavolista. Un ex pallavolista che ama la pallavolo fortemente e che spera che la pallavolo di grande livello che finalmente abbiamo dopo milioni di anni, finalmente abbiamo di nuovo a Catania grazie alla Farm Italia, io non vorrei che questa fosse la meteora e quindi l'anno prossimo ci ritroviamo in A2. Per questo io dico finalmente. Ma no, ma quello fuori discussione. Dobbiamo no. difendere il titolo con tutti. Ma tu non vai al Pala Catania a vedere la partita, non segui? No, non segui. No. Da quando voi avete appeso le scarpette al chiodo io stiamo non vado parlando più. Cioè, sono cambiate anche le regole. Sì, no, infatti ho anche faticato inizialmente a capire perché però adesso ma magari in TV, vabbè, le hai visti i mondiali, certo, quelli li seguo sempre. In televisione seguiamo sempre tutto. Vabbè, forse lo trasciniamo sì, con le partite più belle. Sì, assolutamente. Con voi vengo. Quindi questo è il quadro, diciamo, della giornata precedente. Secondo la nostra scaletta, devo dire qualcosa anche sulla classifica, nonostante mia sorella. No, io sono qua, cioè la Clessidra che Filippo, secondo me, bleffa, che gira, ancora non si è capito questi 3 minuti. Vabbè, comunque la classifica c'è Perugia che ha 21 da solo in testa, però ha una partita in più di Trentino infatti ha 7 vittorie e 0 sconfitti, mentre loro Perugia ne ha persa una, non ti so dire quale, che non me lo ricordo. Troppo impegnativo sarebbe. Forse tu te lo ricordi? No. Ah, meno male, allora non sono io non seguo. Meno male. Comunque insomma, poi c'è il blocco centrale, poi abbiamo 3 a 7 punti Padova, Cisterna, Verona, 4 a Taranto e 3 Saturnia. Io spero che sabato la prossima volta ci vediamo venerdì, è vero o no? Ho sempre sabato. Vabbè, perché tu ti vai a impantanare in cose? Spero che la prossima puntata, giovedì, venerdì, scialla. Spero che la prossima puntata, che comunque andrà in onda sabato, indipendentemente dal momento in cui noi vedremo le partite, insomma, sabato prossimo voglio una classifica diversa. Andiamo avanti. Detto ciò, qual è lo spettacolo più bello che hai fatto? Dai. Che ti ricordi proprio con piacere, che cosa meravigliosa. Per dire, noi vabbè, la partita dello scudetto ovviamente rimane lì ma nel ce n'è più di uno, per fortuna. Fatto qui a Catania, tu hai detto che sei stato, hai avuto un periodo romano? Sì, ho lavorato, ho vissuto 20 anni a Roma, quindi anche qualcosina di più, e quindi certo che ho lavorato lì. In quegli anni ho anche continuato, ma anche in maniera più sporadica, a lavorare qui. Poi scusate, ma purtroppo sono un attore che fuma, come tutti gli attori, sono devastato dalla tosse. Certo. E poi ho cominciato a insegnare alla scuola del Teatro Stabile di Catania, quindi era necessario che io restassi qui. E a poco ma anche non una differenza fra la recitazione del Pirandello cinema e Shakespeare e la recitazione teatrale. Ma io veramente dico sinceramente ne ho fatto pochissimo di cinema e televisione, sì, veramente poco. Ho fatto più teatro, lì mi sento più sicuro, ma è molto, molto interessante poter fare il cinema, appunto perché si recita diversamente, no? Si recita così come stiamo parlando noi, in maniera, perché deve essere il più possibile fedele alla realtà, quindi è una tecnica diversa, perché comunque parliamo di tecnica, perché la tecnica c'è come c'è nella pallavolo, c'è anche a teatro, ci sono vari step, no? Lì sono più sicuro, è il mio campo, però è un'esplorazione interessante che ho fatto quelle volte e mi sono divertito. E ti piace insegnare? È bello? No. Molto. Ah, ecco, appunto. No, stavo dicendo, io non sapevo di avere questa attitudine, potrei anche dire questo talento per insegnare. Ho una facilità di comunicare con i ragazzi veramente incredibile, anche con risposta, perché poi lo percepiscono e quindi Ma come si funziona? affidano. Poi alla fine non c'è un esame o sì?
No, si fa alla scuola, no. In tutte le scuole si fa un saggio finale. No, si fa un saggio. Ma quello è per il piacere di mettere in scena una cosa. Poi vanno così, se sono bravi vanno avanti, se no certamente. Ho capito. Ma c'è anche lì una distinzione drammatico, comico, insomma, certamente. Lì hai una preferenza sui tuoi ruoli o comunque indipendentemente, cioè ti piace comunque fare? Non hai una preferenza? No. Cioè puoi spaziare tranquillamente? Un tempo pensavo di avere dei limiti, nel senso dei limiti che non mi sentivo un attore comico, però si impara tutto. E si impara anche adesso, cioè tu capisci ascoltando gli altri, guardando gli altri, assolutamente bisogna guardare gli altri, ma questo credo in tutto quello che si fa, cioè guardare gli altri e vedere cosa fanno, e poi bisogna essere umili. Ma quello su tutte, non su cose, tutto. non Quella è una regola di vita che è fondamentale per tutte le cose, perché affrontare le cose con umiltà ti mette nelle condizioni di apprendere, di capire. Ok, allora ritorniamo alla pallavolo. La scaletta è un po' stravolta questa settimana perché non abbiamo la foto intervista, ma anche perché abbiamo talmente tante cose da fare che ci siamo resi conto che dobbiamo insomma dividere gli argomenti in maniera più organica. Anche perché questa è una novità, questa settimana dal 6 al 10 dicembre ce la posso fare, dal 6 al 10 dicembre c'è il mondiale per club, cioè il campionato mondiale per le squadre, non per le nazionali. Sarà lo svolgimento in India, a Bangalore, e come squadra italiana che rappresenta appunto l'Italia abbiamo la SIR Perugia, che tra l'altro è campione in carica perché l'anno scorso battendo Trentino 3-1 ha vinto il campionato mondiale per club. È una competizione un po' particolare, ha il suo fascino, il suo prestigio, anche se mia sorella non credo che sia molto d'accordo, non lo so, non ti vedo entusiasta di questa. No, credo che già ci siano 1000 partite, la Champions, il campionato, insomma mi sembra uno stress. Tra l'altro voglio dire, abbiamo Romanò fuori, infortunato. Io ritengo che ci sia un calendario assolutamente troppo stretto, troppo in preparazione delle Olimpiadi, e quindi aggiungere anche il mondiale per club in questo momento, poi c'è la VNL, non lo so, nell'anno delle Olimpiadi mi sembra veramente, capisco che di atleti italiani ce n'è poco, c'è solo Giannelli, quindi voglio dire, però mi sembra una forzatura, secondo me è una forzatura. Ora te l'immagini, insomma, in India dal 6 al 10 comunque saranno poi stravolge anche un po' il ritmo del campionato, certo, anticipi, ritardi, insomma diventa un... giocano. Pensa che ora infatti in questo turno c'è una squadra che gioca di lunedì, adesso poi ne parleremo. Comunque, per dirla breve, sono 6 squadre, sono divise. Questa è la fase finale, perché attenzione, hanno fatto anche una fase preparatoria prima con partite in altri momenti. La fase finale sono 6 squadre divise in 2 gironi, 3-3. La prima classificata ovviamente incrocia con la seconda in semifinale e poi ci sarà la finale. Le terze invece vengono eliminate subito. Ci auguriamo che comunque una volta che partecipiamo nel girone di Perugia abbiamo la squadra campione d'India, che supponiamo non possa essere un grosso ostacolo per i nostri ragazzi italiani. Gli italiani, vabbè, si fa per dire, la squadra italiana di Perugia, e poi c'è una delle 2 squadre brasiliane che è l'Itambé, una squadra brasiliana, quindi bisogna vedere se arriviamo primo o secondo in questo girone, mentre nell'altro girone c'è quella corazzata che è la squadra turca, non Potionkin, la squadra turca dove c'è l'amico nostro Ngapet, il mio idolo, nostro idolo si può dire. Ngapet è l'olandese che si chiama Izmir è la capitale, Izmir, vabbè, niente, oggi proprio comunque, siamo c'è questa sfasate. squadra turca che sicuramente, secondo me, arriva prima nel girone e poi ce la troviamo sicuramente, se arriviamo in finale, ce la troviamo in finale. Poi abbiamo Sada Cruzeiro brasiliana e la squadra campione
di Giappone, la squadra giapponese. Non mi sono documentata, perdonami, ma io ho il mio Allora, visto che tu hai la studiato mia... invece la roba di casa nostra, ti do parola e facoltà di parlare non della so. 3 maschile, B1 e B2 femminile. Sempre 3 minuti, no, ti vedo un po' di più. No, il problema non è tanto Giriamo la il clessidra. risultato, cioè proprio lei mi scrive tutto quello dopo aver preso i primi 2 set, virgola. No, io lo dico perché- Il Modica reagisce, ottiene il suo quarto successo, cioè io non ho proprio spazio di manovra, Ma non è non vero, posso quelle sono commentare. indicazioni, tu puoi gestirtele. Vabbè, se comunque- non sei capace, dillo, cioè veramente proprio, io non so Mi che fare. costringe. Vabbè, allora andiamo alla 3 maschile. Io ovviamente devo, perché si rifiuta di stamparmelo un po' più grande, quindi mi fa fare la figura come sempre che mi devo mettere l'occhiale. Almeno tu vai e togli, io le devo tenere sempre. L'occhiale Una piccola tattico. rivincita, l'occhiale tattico. La 3 maschile girone B, perché come tu ben sai c'è A1, A2 e A3. Ok. Sono informato. Ti sei informato, sei preparato. L'Avi McVolley Modica vince in casa 3-2 dopo essere stata sotto per ben 2-0, 20-25, 18-25, ribalta il tutto 25-18, 25-16 e poi al tie break uno strepitoso 15-4. Sì, Cioè, proprio c'è stato un crollo sono- evidentemente siamo uccisi proprio. psicofisico del Di Casarano. In questo girone continua, mi sembra, a punteggio pieno Banca Macerata, e invece il Fano è secondo a 16 punti, che poi sarà in effetti la trasferta del Modica. Che Oggi, oggi sì, il Modica è quinto a 14 punti, poi anche qui ci sono squadre con partite in meno perché sempre qualcuno si ritira, come è successo nella B1 femminile, dove continua col vento in poppa Questo non l'ho scritto io. No, questo non l'hai scritto Allora, tu. distinguiamo le cose. Sì, distinguiamo. perché questo è troppo banale, vento in Esatto. poppa. L'Energy System Catania Volley che vince a 3-0 contro la Pallavolo Crotone, che era ultima o penultima o giù di lì. E, insomma, continuano ad andare avanti, anche se in effetti sono al secondo posto, però hanno 16 punti, ma hanno 6 vittorie su 6, mentre l'Arzano, che peraltro è stato battuto dal Catania con un 3-2 strepitoso fuori casa, è primo, ma in effetti ha una partita in più, quindi anche qui la classifica è assolutamente falsata. Mentre registriamo la strepitosa vittoria dell'Aba Ambiente Team Volley Ogni che tanto vince. alza lo sguardo. Che Sì, no, ma se devo leggere non posso. Cioè, ma poi tu fai i fatti Fatto tuoi. tu. Esatto. E poi vedi, mi destabilizza e io faccio brutta figura. Che torna da Castellana Grotte con un confortante 3-1, con 3 punti importantissimi sia per la classifica che il morale. L'ha scritto lei, tanto vale che lei lo scrive, se lo legge pure lei e abbiamo risolto. Detto questo, che non si dice, oggi la trasferta, mi dice mia sorella, che è della Energy System Volley Catania, va a Fasano, che insomma in quarta posizione, mentre l'Aba Ambiente Team Volley si può tranquillamente riposare, perché appunto mancando una partita osserverà un turno di riposo. Ho ancora tempo, la clessidra ha già scaduta. No, ancora. Ancora ce la posso fare? Sì. Devo, la Cosa B2 devi la dire? faccio ora o mi dai un altro No, spazio? ormai la puoi fare, che prima o Perché? poi andiamo ai nostri coriandoli. Quindi... Ah, già andiamo ai coriandoloni? Esattamente, sì. Lo sai che c'è la rubrica dei coriandoli? No. Sei preparato? Adesso lo so, lo scopro così, Ora lo scopri. in diretta. Va bene, Quasi. ti perdoniamo. Allora, la B2 femminile registra lo strepitoso successo del Modica, che veleggia nell'alta classifica a 24 punti, però assolutamente seguita dal Traina Caltanissetta, che a differenza del Modica ha perso solo 2 set, quindi sono 24 pari, 8 giocate, 8 vinte, 0 perse, 24 set vinti il Modica e 0 persi, invece Caltanissetta 24 vinti e 2 persi. Quindi, quando Al ci sarà terzo questo posto, scontro, sarà- ottima posizione del Cus Catania, allenato da No, Luana Luana Rizzo, no? sì, e poi insomma le altre catanesi vanno a metà classifica con Volley Valley, avremo probabilmente la prossima settimana Giuliana Guardo, e poi l'Alus Mascalucia è all'8° posto, insomma vabbè, Catania Volley, la seconda squadra tutto con le giovanili, è stato fatto apposta. Perché quindi giocano, sono le partite under di 16, non sono under 18. Under 18, Il sì. Modica invece le partite di oggi cerca di mantenere l'imbattibilità contro il Messina. Catania Volley affronta una trasferta, insomma,
non proibitiva, però sono sempre ragazze giovani, e invece c'è importantissimo scontro al vertice, Caltanissetta seconda e Cuscatania terzo. E poi l'ultimo derby catanese tra Alus Mascaloci e Volle Valle, quindi pronostico impossibile, c'è da divertirsi, seguite ovviamente anche la B2 femminile. Io credo di aver esaurito 3 clessidre, Ma quindi... lui se lo scorda di girarla, Ma tu fa finta. mettiamo qua. Aspetta, voglio sapere prossimi lavori, cosa abbiamo in cantiere, come dicono quelli bravi. Prossimi lavori, a febbraio una commedia bellissima e difficilissima di uno scrittore americano, Peter Schaffer, che si chiama Black Comedy. La difficoltà sarà nel fatto che quando gli attori recitano in luce è come se stessero recitando al buio, e quando sono al buio è come se stessero recitando in luce. Non abbiamo capito niente praticamente. Scusaci come si fa a Filippo. fare Si fa con che si abbasseranno molto le luci, ma non proprio buio, e gli attori invece Ma quanto ci state a preparare? Cioè già state preparando questo no, spettacolo? ci metteremo un mese. Un mese si fa. Un mese di prove in genere. E qui a Catania? Di prove ogni giorno. Ci andiamo. Ci andiamo. Dobbiamo vedere. Sì. Assolutamente. Quando sarà a febbraio? Cominciamo a febbraio le prove. Le prove? Sì, quindi sarà marzo. Ma nel tempo lì, cioè, ora che tu per esempio evidentemente non stai lavorando, giusto? Allora io lavoro adesso questi lavori due... con la scuola, oppure... No, purtroppo la scuola non è stata più riaperta. È chiusa adesso, non c'è più. Che brutta cosa. Sì, la scuola peccato, perché era una scuola che aveva sempre dato dei buoni professionisti. Vabbè, questo poi magari entreremo un po' di più nel merito. Quindi che cosa fai? Se posso chiedere, se è una domanda legittima, non lo so. Mi alleno, vado in palestra, Ti pensi a te stesso. leggo qualcosa. Infatti non mi sembra particolarmente essere No. Una persona che Sì, ho lavorato fino a ottobre, ho lavorato, quindi adesso magari... Adesso ti godi Sì, un po'. ma in effetti avremmo dovuto cominciare un pochettino prima, poi alcuni slittamenti di cose. Ma che hobby hai? Che passioni hai oltre il teatro? Che fai? Oltre al teatro, Che stiamo... guarda, io vado moltissimo a teatro. Cioè io l'altro ieri sono andato a Enna per vedermi uno spettacolo, perché c'erano degli attori che conosco, bravi, e avevo voglia di vederli. Come noi andavamo a vedere le partite di pallavolo, Esatto, uno va a ne vedo vedere, tanti. sempre da imparare? Sì, sempre. Sì. C'era una cosa che mi piaceva e sono andato a vederlo, Vrido di Moriri, ma comunque... Vabbè, possiamo andare allora con... Vabbè, i campionati giovanili ancora non sono ovviamente entrati nel vivo, però sono cominciati. Tra l'altro l'Under 18 femminile quest'anno si chiama Trofeo Liliana Pizzi, di questo ringraziamo. Che bello. Sì, infatti il comitato territoriale di Catania Sì, è un bel modo di è un bel modo per ricordare la mamma, mentre l'Under 19 maschile è intitolato a Vittorio Maccarone, un giocatore che tutti ricordano, scomparso assolutamente prematuramente, quindi la federazione ha deciso di intestare i 2 campionati giovanili, diciamo, a queste 2 grandi personalità. E sono 1000 partite, perché c'è Under 18 femminile, 16, 14, quindi ci sono tantissime squadre. Diciamo che ancora siamo alle fasi preliminari, certo. E poi quando insomma entreremo un po' nel vivo daremo anche renderemo conto, si dice. Renderemo conto. E quindi adesso rendiamo conto invece ai coriandoli. Ai coriandoli? Ai coriandoli, sì. Il coriandolo di oggi è un coriandolo diverso, leggermente diverso dal solito, perché vi sarete abituati ormai alla mia scelta di storie particolari dello sport del passato, piccoli spezzoni proprio di storie di vita dei personaggi che erano protagonisti. Invece questo coriandolo è un pezzetto di partita, proprio un piccolo spezzone di partita, che però è rimasto leggendario nella storia della pallavolo. E io voglio farvelo rivivere proprio così, come se fosse adesso, esattamente come accade. Siamo qua al 16 luglio del 2014,
ed è il terzo set di Italia-Stati Uniti. Come vedete noi l'Italia vinceva 2-0 e gli Stati Uniti con questo attacco praticamente guadagnano il set ball. Va in battuta lo statunitense numero 17, adesso abbiate pietà, non posso dirvi, non so chi è. Comunque la battuta viene diciamo ricevuta un po' così diciamo approssimativamente. Baranovic si alza a Parodi e Parodi piazza quasi pallonetto la tocco piano e la metto lì. Qui l'allenatore John Spiro, che guarda un po' perplesso questa palla che avrebbe potuto dargli la vittoria del 7, invece va in battuta Zayz sul 22-24. Quindi 22-24 di solito c'è la squadra avversaria che ha praticamente il set ball, di solito viene il braccino corto, mentre Zayz, vedete qua, tira praticamente una cannonata e il libero statunitense non riesce a recuperare il pallone, torna in battuta. Qui insomma lo vedo molto preoccupato, vedete che cosa batte, in che modo mette in difficoltà l'avversario. Quindi ritorna in battuta Zayz sul 23-24, quindi ancora diciamo se lui dovesse sbagliare oppure comunque fare una battuta facile è chiaro che gli Stati Uniti dovrebbero vincere il set e rimettere la partita tutta in discussione. Ecco la concentrazione, ribatte sullo stesso libero e porta l'Italia al pareggio, 24 palle. Gli occhi, l'espressione di Zayz sono qualcosa di spettacolare. Il pubblico qui è il Mandela di Firenze, il pubblico è in delirio e il replay fa vedere proprio l'incapacità del libero, che poi il libero statunitense è un grossissimo campione e non riesce neanche a sfiorare la palla. 24 pari. Cosa pensate che faccia? Batterà piano, la mette lì, la piazza, guardate lo sguardo, il caricamento. Terzo ace consecutivo, l'Italia va a 25-24, che ovviamente i compagni lo abbracciano. Qui vediamo il palleggiatore e l'americano con una faccia che la dice tutta. 25-24, quindi stavolta non è più set ball ma match ball a favore dell'Italia, infatti match point, vedete la scritta. Lo sguardo di Zayz, io sono innamorata. Ricezione un po' così, niente, non riescono a recuperare. 4 ace consecutivi che portano l'Italia sul 3-0 contro gli Stati Uniti e quindi vincono questa partita di esordio. Purtroppo poi c'è da dire che guardate come lo abbracciano, è il pubblico che lo applaude in maniera bestiale. 3-0 per l'Italia contro gli Stati Uniti. Poi c'è da dire che poi alla finale gli Stati Uniti vinsero la manifestazione, la Final Six, però voglio dire questo pezzo di partita, questo pezzo di pallavolo è rimasto assolutamente nella storia. Spero che anche questo coriandolo, seppur anomalo, vi sia piaciuto. E poi adesso eccolo, bellissimo. Passo la linea invece a mia sorella che ha bisogno di dire qualcosa su Velasco. Beh, ci sarebbe da dire tante cose. Vabbè, no, io non ero già quando si vociferava un po' del fatto che Velasco questo l'hai detto potesse prendere la nazionale, sì. Già non ero d'accordo. Continuo, come tutti, a vedere che la gestione di questa situazione è, non lo so, fatta, posso dirlo, con i piedi, sì. Perché chi si lamenta a destra, chi si lamenta a sinistra. Ora lui ha annunciato che avrebbe preso il preparatore fisico del vero volley, la presidentessa dice che non ne sa niente. Io ripeto, continuo a restare basita e me li immagino che si mandano in WhatsApp. Sai come facciamo noi? Ma che fa? Vieni oggi pomeriggio a fare allenamento? Ma pensavo potresti venire a fare il preparatore della squadra che insomma speriamo di mandare alle Olimpiadi e sogniamo di mandare a medaglia. Ma si può gestire una cosa così? Ovviamente tu non segui questo no, sapevo. Sapevi, sì, però dai, sapevo. Cioè, siamo veramente non sapevo queste difficoltà, Cioè, non si capisce chi avvisa chi, a chi tocca avvisare, come si fa uno staff. C'è stata una rettifica da parte della federazione dicendo sì, le persone che hanno nominato Velasco come suoi collaboratori, cioè Lorenzo Bernardi, Barbolini,
che sono allenatori di A1 che dovrebbero restare, cioè resteranno, mi auguro, ad allenare le loro squadre fino ad aprile. Però loro, la federazione ha detto, lo ha detto lui, attenzione, noi non abbiamo ratificato niente, cioè mi pare un po' superficiale come gestione. Cioè lui si alza la mattina cioè, e dice le che cose. sia superficialità e che non ci sia insomma una volontarietà di gestire la cosa in questo modo, perché sarebbe insomma molto grave. Abbastanza grave. Chiusa questa vena polemica che mia sorella sempre la deve per forza inserire al tema. Io l'ho sempre detto, io l'ho dichiarato all'inizio. Benissimo. Basta, mi toglie la parola, vedi come mi tarpa le ali. Lei è sulla cattedra, capisci? No? E quindi vabbè. Infatti io ho scelto bacchetta. questa posizione, per quale motivo? Per questo. Concludiamo la nostra trasmissione prima di salutare il nostro Filippo con le partite del prossimo turno, cioè ci saranno 2 partite di anticipo oggi, sempre parliamo di Superlega, poi 3 domani e una addirittura lunedì, sempre per questo sconvolgimento del calendario dovuto a tante manifestazioni internazionali. Saturnia lo abbiamo accennato all'inizio, domani gioca a Padova, una delle partite più importanti diciamo della stagione, perché Padova è una delle dirette avversarie, dirette interessate alla non retrocessione, e quindi speriamo che anche con l'ingresso, appunto con l'esordio di Jacopo Massari, che si possa tornare vittoriosi dalla trasferta di Padova, speriamo. Dei 2 anticipi di oggi, uno ci interessa molto da vicino perché riguarda Taranto. Gioca in casa contro il Modena e visti i segnali di ripresa della squadra da quando è arrivato Lubomir Travic ad allenare, diciamo che a questo punto potrebbe essere in grado di battere anche Modena, visto che ha fatto 3-2 settimana scorsa. Anche perché Modena non è che stia comunque, Modena è molto sta un po' stentando. Speriamo, al solito, noi siamo nella speranza che invece Modena ci smentisca e che Taranto soccomba. L'altro anticipo riguarda Perugia che ospita Cisterna, quindi anche qui il risultato io lo do decisamente a Perugia. Già altre volte mi sono sbilanciata e ho perso le mie scommesse, ho sbagliato le mie previsioni, mi auguro di no, anche perché il Cisterna tutto sommato è una squadra che ci può insomma può rimanere in basso abbastanza nella classifica. Domani c'è anche l'Ubeci di Tanova che tenterà, visto che gioca in casa, di interrompere la striscia positiva di Trentino, quindi questo sarà un bellissimo incontro, spero che lo facciano in TV, non vi so dire, ma probabilmente sì. Poi sempre domenica c'è Piacenza che ospita Verona, qui siamo chiunque vinca a noi fa abbastanza comodo. E chiude il programma il posticipo di lunedì che vedrà il derbissimo di Milano, perché Monza-Milano, insomma, Monza-Milano, attualmente Monza ha 4 punti in classifica più di Milano, ma c'è un infortunio del giapponese di Takahashi che almeno doveva stare fuori almeno una decina di giorni per un risentimento muscolare e quindi non lo so, vediamo, questo risultato veramente non mi sbilancio. Io avrei anche finito e ti assegno la conclusione con Filippo. No, voglio chiedere a Filippo qual è la cosa che lo spettacolo, si chiama spettacolo, che ti piacerebbe fare, cos'è la cosa che... Il ruolo che per dire un atleta, io voglio arrivare all'Olimpiade. Qual è l'Olimpiade per un attore? No. Non c'è un rispettivo, non si può dire. Non credo. Non c'è però un'opera, però cosa che ti piacerebbe fare. Abbiamo tutte delle un ruolo esatto, che magari il ruolo. Mi piacerebbe fare un ruolo che peraltro non è un ruolo positivo. Cattivo. A parte che io mi diverto moltissimo a fare i cattivi, da morire. Ti viene bene? Mi viene bene. Nonostante tu sia un buono, che lo sappiamo tutti che sei un buono. Sì, ma è divertente, proprio per questo mi diverto. È un ruolo mitico che poi è diventato anche un modo di dire. Mi piacerebbe fare Don Giovanni. Sì, ma non è detto che non lo faccia perché un mio amico autore romano mi ha scritto un testo che è quasi un monologo, si chiama, non è un monologo, il titolo è un altro, perché in realtà c'è un secondo personaggio che a un certo punto entra femminile che è una rivisitazione
Cioè non c'è tutta la storia classica che poi Don Giovanni lo hanno scritto e riscritto in tanti, perché è stato un mito incredibile. E mi piacerebbe quel personaggio. Ma noi te lo Vabbè, auguriamo. Ma non è detto che non lo faccia. Sì. Allora, diamo appuntamento a Filippo, ci verrà a presentare Lo spettacolo, in anteprima sì, lo sì, spettacolo, questo spettacolo che lo inviteremo a vedere qualche partita della Superlega, così gli spieghiamo un po' della pallavolo moderna. Che è Ma molto io guardate che diverso a poco guardando le partite ho capito. Qualcosa hai capito? Sì. Sembra questa cosa che nella battuta che tocca la rete è Sì, buona. sì, Ai nostri tempi non si poteva. No, ma anche certi palleggi che si vedono oggi. Certi palleggi, oggi, falli, oggi non fischiano più quasi non fischiano niente. più niente. Noi Cioè, ai nostri tempi messi lì a palleggiare. le doppie erano. non c'era. No, a proposito di questa volta della battuta che può toccare la rete, il net e passare avanti, mentre da me non si poteva fare. C'è gente che dice che loro si allenano. Io dubito di questa cosa, devo scovare. Dobbiamo verificare, dobbiamo chiedere ai giocatori se è vero che che si loro si allenano. allenano per Toccare la rete e andare di là. dall'altra parte. Io dubito di questa cosa. Vabbè, con questo finale. Abbiamo dimenticato, complimenti alla squadra Coppa Davis che finalmente, dico, capisco che è stato domenica scorsa, ma ne hanno parlato tutti, l'hai vista? Bellissimo. Anche chi non ha visto mai Il tennis è stato attirato, quindi complimenti a tutti, non facciamo i nomi perché non è bello, è la squadra che ha vinto finalmente la Coppa Davis, anche perché noi abbiamo visto la prima, che avevamo 16-17 anni, e abbiamo avuto la fortuna di vedere la seconda. Vabbè, detto Io questo- a Roma ho vista. tu eri presente quella di No, la finale. Allora la semifinale che era Italia-Australia. invece abbiamo trovato un Una altro interminabile partita di Panatta con John Newcomb. bellissimo. Bellissimo. Perché tu giocavi anche a tennis? Io giocavo. Giocavamo anche a tennis, ci Anche divertivamo. facevamo finta di giocare a tennis. Va bene. Vabbè, abbiamo fatto quella trasmissione veramente strana, che abbiamo parlato molto del nostro passato, abbiamo spaziato in un ambito a noi completamente da noi completamente lontano, che è il teatro, però è una cosa che ci è piaciuta molto e spero di averti ancora qui nostro ospite, come ho detto, sicuramente prima del Così prossimo non dico più spettacolo. presidentissimo. Così dice attorissimo, amicissimo. Attorissimo, amicissimo e bellissimo. Basta, abbiamo concluso, vi lasciamo al vostro weekend, ci vediamo sabato prossimo. Ciao a tutti. Ciao. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con Pallavolo Zafferana, Scuola di pallavolo Rumi a Catania e Gravina, corsi di pallavolo a partire dai 6 anni, attività motoria di base, corsi di preagonistica e agonistica. Scuola di pallavolo Rumi, 45 anni di storia, ma sempre la stessa attenzione ai più piccoli. Per informazioni contattaci su WhatsApp o telefona al 346 6976 900.